Gli episodi accertati dagli agenti della squadra mobile di Padova sono 4, accaduti tra novembre 2021 e giugno 2022. In azione due ragazzi, 15 e 16 anni, che non hanno esitato a minacciare e derubare coetanei, in un caso con l'uso del coltello. A novembre 2021, all'interno di una scuola della città, il quindicenne aveva sferrato un pugno a un coetaneo accusandolo di averlo preso in giro e si era fatto consegnare prima 10, poi 40 euro. Lo scorso maggio, in piazzale Stazione, il sedicenne aveva derubato un minore di un anello d'oro colpendolo con un pugno. A giugno, infine, i due, insieme ad altri 10 ragazzi, il sedicenne con indosso una sorta di passamontagna armato di coltello, avevano minacciato un quattordicenne in Prato della Valle estorcendogli 20 euro. Lo stesso giorno, ad Albignasego, infine, il sedicenne si era fatto consegnare una felpa del valore di oltre 100 euro da un'ultima ignara vittima. Sono stati proprio i ragazzi, oggetto di minacce, con l'aiuto dei genitori, a trovare il coraggio di rivolgersi alla polizia. Le indagini hanno permesso di ricostruire i fatti, tanto da ottenere dal Tribunale dei minori l'applicazione della misura del collocamento in comunità per entrambi.